care colleghe e cari colleghi, il progetto di legge con cui apriamo la seduta oggi parla di donne e di lavoro, di cosa possiamo fare noi per ridurre gli elementi di iniquità che stanno dentro questo campo. Credo sia un segnale importante che questo Consiglio regionale metta al centro della propria discussione le donne e la parità di genere anche in ambito lavorativo, provando ad offrire strumenti concreti di azione affinché la presenza femminile nella società sia realmente responsabile, decisionale, effettiva e indipendente. È importante perché penso che un protagonismo nuovo delle donne possa segnare una strada nuova, uno sguardo nuovo sul mondo e sulla società. E io penso possa anche essere uno sguardo capace di correggere molte delle contraddizioni con le quali tutte noi e tutti noi facciamo quotidianamente i conti. Dunque, oggi la cosiddetta questione femminile non deve essere trattata come un problema che riguarda solo le donne, ma semmai come un tema cruciale che riguarda tutti e che quindi richiama tutti ad una responsabilità che sia realmente generale e condivisa. L'obiettivo della parità è, e io credo debba essere, un interesse generale, un presupposto imprescindibile di una compiuta democrazia, una democrazia fatta appunto di uomini e di donne. Il lavoro e la sua funzione strategica nelle opportunità di emancipazione delle persone è una leva fondamentale che coinvolge i temi principali della parità, a partire dalla possibilità di indipendenza economica e familiare, fino a quello di rendere la donna realmente cittadina con pienezza dei diritti. La questione della pari opportunità tra i generi passa inevitabilmente dal lavoro. È stato il lavoro nel secolo scorso il primo concreto strumento di emancipazione delle donne ed è ancora oggi il lavoro a determinare discriminazioni e diseguaglianze. Tanto che il principio di parità retributiva è stato specificatamente inserito in Costituzione da alcune madri costituenti. All'articolo 37 che dice la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Questa norma costituzionale, che riprende e sostanzia nel dettaglio il più ampio principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3, non risulta oggi ancora attuato e ci deve portare a riflettere su una disparità di fatto e di diritto esistente anche non solo dal punto di vista delle differenze salariali, che conduce spesso le donne a forme di segregazione rispetto alla carriera e alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. I dati Istat del 2018 ci restituiscono una fotografia dell'Italia come fanalino di coda nella classifica del tasso di occupazione femminile, fermo al di sotto del 50%. E questo avviene malgrado, soprattutto negli ultimi 20 anni, le donne abbiano corso a velocità doppia nella scuola, compiendo percorsi più veloci e con risultati migliori. Anche la nostra regione, che può indubbiamente vantare tassi di occupazione elevati, presenta dati preoccupanti rispetto alla partecipazione al lavoro delle donne. Gli ultimi aggiornamenti elaborati dal sistema statistico regionale ci dicono che post-pandemia i lavoratori maschi sono oltre il 75%, le donne meno del 59%. Anche in Veneto sono troppo poche le donne che lavorano. Ma nel mercato del lavoro lo svantaggio di partenza si manifesta non solo nelle opportunità di sbocchi occupazionali, ma anche, appunto, nei livelli retributivi. Secondo Eurostat, nel settore privato, in Italia una donna arriva a guadagnare mediamente il 20,7% in meno del collega maschio, a parità di mansioni. E anche nel pubblico, dove pure si va meglio, questa differenza retributiva esiste. Il gender pay gap, la differenza nella retribuzione media percepita da donne e uomini che lavorano, che si nasconde in bonus, premi, incentivi sbilanciati verso la parte maschile, privilegia l'impegno lavorativo degli uomini, a parità di mansioni e di inquadramento contrattuale. I contratti collettivi infatti prevedono certamente livelli retributivi identici per maschi e per femmine, ma la fissazione dei minimi tabellari non impedisce di attribuire aumenti ad personam di cui beneficiano oggettivamente gli uomini più delle donne. La componente retributiva legata agli straordinari, a cui spesso le donne non possono essere disponibili a causa degli impegni familiari,
il blocco alle progressioni di carriera, il fenomeno del part-time involontario, sono tutti fattori che contribuiscono ad aumentare il gap. E pensiamo a quanto questo fenomeno sarà più evidente ora con la nuova disciplina dell'assegno unico dei figli che sarà scorporato dalla busta paga della madre. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, lo scarto nello stipendio netto mensile a 5 anni dalla laurea è di oltre 500 euro tra donne e uomini. E anche a parità di mansioni, lo stipendio lordo annuo delle donne è inferiore dell'11,5% rispetto a quello degli uomini. E questo divario si allarga per le madri. Basta osservare i dati riferiti al numero delle occupate in rapporto al numero dei figli. Nel nostro Paese le donne tra i 20 e i 49 anni senza figli lavorano nel 62,4% dei casi, contro una media europea che supera il 77%. Ma dopo la nascita del primo figlio questa percentuale si abbassa al 57,8% e questa tendenza si rafforza nelle fasce di lavoratrici meno qualificate rispetto alle quali la rinuncia al lavoro è spesso una necessità per fronteggiare la scarsità di servizi per l'infanzia. Troppo spesso, insomma, per una donna in Italia è complicato avere contemporaneamente dei figli e un lavoro giustamente retribuito. Non a caso ci dice l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che sulle 42.000 dimissioni volontarie dei genitori di bambini tra gli 0 e i 3 anni, il 77% sono donne. E quando non sono costrette a rinunciare al lavoro, devono comunque fare i conti con pesanti svantaggi nella carriera. Straordinari, viaggi di lavoro, orari full time o responsabilità di impresa sono spesso inconciliabili per le donne con la cura dei figli e della famiglia. Vi è insomma un quadro fattuale sconcertante nel lavoro delle donne. Quotidianamente viene ancora chiesto oggi, nei colloqui di lavoro, se sono sposate, se intendono avere un figlio, o ancora di fronte alla comunicazione dello stato di maternità si assiste a modifiche delle mansioni o alla precarizzazione del contratto. Ecco perché in questo scenario noi pensiamo serva ripensare a quel principio costituzionale a partire dall'articolo 37 e provare a tradurlo in provvedimenti concreti che contrastino questa situazione di fatto, per abbattere anche quegli ostacoli certamente meno appariscenti di una violazione di legge, ma più pervasivi e persistenti, come i costumi, gli stereotipi, i giudizi, i pregiudizi, che continuano a limitare la libertà e l'uguaglianza delle donne. Dobbiamo quindi lavorare per ribadire certamente la funzione antidiscriminatoria da un lato, quella cioè che eviti che il mero dato di genere escluda dal godimento dei diritti, ma dobbiamo anche lavorare per scardinare le diseguaglianze che persistono nell'individuazione dei ruoli e delle aspettative e dei pregiudizi collegati al genere. Perché per sradicare le diseguaglianze di genere non basta consentire l'accesso alle donne in condizioni di uguaglianza negli spazi riservati ai soli uomini. Occorre ripensare gli spazi stessi in una chiave di tutela e valorizzazione delle differenze. Tuttavia in Italia siamo ancora lontani dalla realizzazione di una società realmente eguale. Ancora forte è la prevalenza degli uomini nella vita pubblica quanto nel mondo del lavoro. Permane infatti l'accesso non paritario alle cariche rappresentative, alle posizioni apicali e in generale ai vertici delle carriere professionali, il famoso soffitto di cristallo, e su questo fronte serve procedere sia dal punto legislativo ma anche sotto il profilo culturale per realizzare una presenza paritaria nelle posizioni apicali che sia segno tangibile di una vera democrazia matura e realmente duale. Ma poi c'è il livello della vita sociale, quello che quotidianamente riguarda ogni uomo e ogni donna, e cioè gli ostacoli di fatto, le pietre d'inciampo, diciamo così, in cui una donna che ogni donna incontra ogni giorno, la simmetria nella distribuzione del carico di lavoro familiare, le difficoltà alla maternità, l'accesso al lavoro, appunto. E su questo piano le diseguaglianze di genere si sono profondamente aggravate con la pandemia. Basti ricordare il solo drammatico dato del mese di dicembre 2020, quando su 101.000 posti di lavoro persi a causa della crisi economica innescata dal Covid,
99.000 sono di donne e 2.000 di uomini. Ma in generale nel 2020 su 4 lavoratori che hanno perso il lavoro, 3 sono state donne. E in riferimento all'impegno di cura, in Italia ancora oggi il 10% delle donne dichiara di non aver mai lavorato per occuparsi dei figli. L'11% dichiara di aver smesso di lavorare alla nascita del primo figlio. Percentuale che aumenta all'aumentare del numero dei figli. Ma anche chi non lascia il lavoro dichiara di aver rimodulato il lavoro extradomestico in riferimento alle necessità di cura. Queste vicende private hanno rilevantissime ricadute pubbliche che incidono fortemente anche sulla crescita economica del Paese. L'aumento del PIL grazie al lavoro delle donne è un fatto acquisito e quantificato dalla scienza economica. Incalcolabile, penso invece che sia, l'incremento del benessere della società, a partire dalla questione demografica. All'interno del trend di continuo e pesante calo delle nascite, il 2021 ha superato in negativo il confine simbolico dei 400.000 nati all'anno in Italia. I 2 mali italiani, la scarsa occupazione femminile e la denatalità, sono in relazione diretta, perché più alta è la presenza delle donne nel mercato del lavoro, più elevato è il numero delle nascite, a ulteriore riprova di quanto la discussione di genere nel mondo del lavoro sia prioritaria. Questo progetto di legge che il Partito Democratico ha proposto, ma che devo dire ha trovato l'attenzione di tutti i gruppi del Consiglio, ha proprio questa ambizione: porre al centro del dibattito e dell'intervento legislativo regionale, compatibilmente con le competenze di cui disponiamo, il lavoro delle donne e la promozione della parità salariale. Il testo che arriva in aula oggi è il risultato di una lunga discussione, anche un confronto approfondito tra noi nelle commissioni di merito, che ringrazio, la prima, la terza, la sesta, e anche all'interno di un gruppo di lavoro informale, ristretto, che ha affrontato, io credo, con intelligenza e disponibilità un tema così cruciale ma anche complesso. Il risultato rispetto alla proposta di partenza credo sia certamente positivo, migliorato sia nei contenuti che nell'ampiezza degli interventi proposti, e ci consente oggi di presentare all'Aula un PDL organico che affronta in maniera puntuale alcuni principi fondamentali e interviene concretamente con alcuni strumenti specifici. In particolare l'articolo 1, nell'indicare le finalità e gli obiettivi della legge, mira a riconoscere la parità di genere quale presupposto fondamentale delle società moderne, eque ed inclusive, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e parità e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E per farlo, per contribuire a rafforzare i presupposti che consentano il passaggio da eguaglianza formale ad eguaglianza sostanziale, indica l'ambito lavorativo come settore cruciale in cui intervenire. La parità retributiva, l'affermazione delle donne nel mondo del lavoro, la diffusione di una cultura antidiscriminatoria anche nell'organizzazione del lavoro e nella sfera privata con il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dell'equa distribuzione delle responsabilità di cura sono gli ambiti individuati come strategici per attivare non solo iniziative legislative, ma anche un vero e proprio cambio di paradigma culturale. E di questo cambiamento la Regione dichiara di voler essere protagonista, riconoscendo il bilancio di genere quale strumento tecnico per analizzare l'impatto delle politiche pubbliche, non solo in termini di efficienza e di efficacia, ma anche specificatamente in relazione alle ricadute che determinano in termini di parità di genere. Gli strumenti di cui la Regione del Veneto intende dotarsi per perseguire le finalità di quell'articolo 1 sono indicate nei capi successivi. Primo fra tutti, dicevamo, la promozione della parità retributiva. Sappiamo certamente che il principio generale della parità di genere è incluso l'ambito lavorativo e di diretta competenza dello Stato, e infatti in questa direzione va anche una recente iniziativa legislativa nazionale che, coerentemente con i contenuti di questo progetto di legge, interviene direttamente nella disciplina del codice delle pari opportunità. Tuttavia siamo convinti che ciascuno debba fare la propria parte in questo percorso complicato e che anche le regioni possano attivarsi per realizzare interventi che siano attuazione al principio della parità retributiva con misure di promozione, valorizzazione e sostegno.
Con questa proposta dunque intendiamo dotare anche la Regione del Veneto di strumenti utili a favorire il lavoro delle donne quale elemento concreto e fattuale di sviluppo equilibrato della società, in riferimento a materie ed ambiti rientranti pienamente nella competenza legislativa regionale. Nello specifico, per superare il differenziale retributivo basato sul genere, si propone di riconoscere l'attribuzione di benefici economici e di premialità alle imprese venete, pubbliche e private, che rendano conoscibili e trasparenti i dati riguardanti il personale femminile e maschile, con particolare attenzione ai dati relativi alla tutela della maternità, alla formazione professionale, alle iniziative per conciliare i tempi di vita e di lavoro, alle progressioni di carriera. Il meccanismo predisposto e proposto ricalca quello sancito a livello nazionale dal Codice delle Pari Opportunità ed è costituito dalla redazione di un registro regionale nel quale possano registrarsi in via telematica le realtà produttive, i liberi professionisti che volontariamente scelgono di rendere conoscibili le loro politiche aziendali in tema di pari opportunità. L'idea di utilizzare questo strumento deriva dalla convinzione che le differenze salariali all'interno delle imprese influenzino in modo significativo le diseguaglianze di genere e che essere trasparenti sull'inquadramento di uomini e donne nell'organizzazione aziendale può contribuire a ridurre queste differenze. Inoltre, una politica di trasparenza può spingere le imprese coinvolte ad implementare scelte aziendali più concrete e più orientate alle donne. La visibilità del registro sui siti regionali può determinare un effetto incentivante per le imprese anche a fini reputazionali. L'impianto della proposta dunque si fonda sulla predisposizione di strumenti positivi che possano influire su quell'evoluzione culturale di cui c'è bisogno anche nel mondo del lavoro in favore delle pari opportunità. La previsione che ai soggetti che aderiscono al registro siano riconosciuti benefici economici aggiuntivi o premialità nei bandi regionali vuole agire esattamente da attivatore di percorsi virtuosi. Molto spesso, peraltro, nonostante di certe tematiche si parli ormai da tempo, non tutte le aziende sono realmente consapevoli di cosa significhi applicare misure per l'equità di genere. Il fenomeno del gender washing, cioè di imprese che parlano di equità di genere ma che poi al loro interno non la applicano, lo dimostra. Ci sono casi in cui le stesse aziende non sono consapevoli delle motivazioni sottostanti le differenze retributive tra uomo e donna. Ecco perché da un lato è fondamentale stimolare politiche di parità, ma al contempo investire in campagne informative che coinvolgano anche le organizzazioni datoriali e sindacali, che sensibilizzino imprese e lavoratori sull'importanza delle pari opportunità anche in ambito lavorativo e che accrescano la consapevolezza di quanto politiche di genere possano essere strumento di crescita economica e produttiva, oltre che reputazionale. Per queste finalità chiediamo che vengano stanziate alcune risorse, 50.000 euro per partire, ma so che c'è un emendamento della Giunta che ha l'obiettivo di aumentare queste risorse. L'altra gamba del provvedimento riguarda ovviamente i sostegni alla sfera lavorativa delle donne, perché di quanto sia cruciale la quantità del lavoro femminile abbiamo già ampiamente detto, sia sotto il profilo economico che sociale, ma allo stesso tempo è indispensabile che sia anche un lavoro di qualità. Per queste motivazioni chiediamo alla Regione di impegnarsi ad implementare le politiche di contrasto ai fenomeni di sfruttamento delle lavoratrici, si tratti di molestie sul lavoro o della pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, con particolare attenzione alla tutela della maternità e della paternità. Inoltre la Regione dovrebbe attuare all'interno delle politiche attive del lavoro una serie di interventi volti all'occupazione femminile, sia favorendo percorsi formativi finalizzati alla riqualificazione delle lavoratrici senza occupazione, sia assicurando misure specifiche di accompagnamento al lavoro per le donne, anche verso forme di autoimpiego. In particolare raccogliendo anche una sollecitazione emersa in una delle numerose audizioni svolte in preparazione della seduta di oggi, prevediamo l'istituzione del cosiddetto sportello donna, uno strumento telematico predisposto appositamente per il lavoro femminile, che raccolga e renda fruibile a qualsiasi informazione che possa essere di supporto alle donne in cerca di lavoro e che agevoli l'incrocio tra domanda e offerta, oltre ad una sezione principalmente dedicata alle normative sulla parità. Infine si è scelto di individuare una misura specifica che riguardi direttamente le donne vittime di abusi. Sappiamo quanto una volta uscite dalla spirale di violenza sia fondamentale che le donne vittime di abusi siano nelle condizioni di potersi
emancipare economicamente per evitare il rischio di tornare nel luogo della violenza. Esistono già diversi strumenti a supporto della ricerca di lavoro per le donne in uscita da percorsi di protezione. Oggi ne aggiungiamo uno ulteriore e importante. Le imprese che assumeranno con contratto a tempo determinato donne vittime di violenza potranno vedersi riconoscere i benefici economici e le premialità previste per le imprese aderenti al registro delle imprese virtuose. Si tratta, io penso, di una scelta giusta e coraggiosa, un gesto concreto che può costituire un'opportunità in più per le donne per le quali più di tutte il lavoro è salvezza. Queste e anche altre sono i contenuti che abbiamo inserito, mi verrebbe da dire tutti insieme, in questo progetto di legge e che credo possa portare all'interno di questo Consiglio regionale non soltanto un buon risultato dal punto di vista legislativo, ma io credo un grande risultato dal punto di vista politico. Grazie Presidente.